Guarda lì. Marco Pascolo, bentornato in Friuli, sei stato protagonista della nostra rubrica Stars and Stripes, hai scritto tante volte, adesso ci vediamo di persona, sei venuto a vedere gli Europei Under 20, però innanzitutto raccontaci la tua esperienza oltreoceano. Certo, vabbè, intanto mandi a Duke, fa piacere essere tornato. Esatto, la rubrica che abbiamo fatto era molto interessante, cosa che possiamo portare avanti tranquillamente anche il prossimo anno. Anche sì. Come? Anche sì, proseguiremo. Certo, anche perché sarò nell'NCAA vera e propria dal prossimo anno e quindi nuove avventure, nuove esperienze da raccontare. Non ti chiediamo un posticino dentro la valigia, ti chiediamo un posticino al palazzo perché un giorno magari ti verremo a vedere dal vivo. Che esperienza sarà? Sarà un'esperienza di certo nuova, sarà emozionante, ma anche per me che esordirò in NCAA dal prossimo anno, quindi vabbè, se volete venire c'è un posto per voi. Mi prenoto. Va bene. Che Italia hai visto questa sera contro la Lettonia? Una partita bruttina, possiamo dirlo, però quella decisiva sarà domani contro Israele. Esatto, vabbè, la differenza di oggi era loro facevano un canestro e noi no alla fine. E vabbè, speriamo per domani, ecco. Non sono ancora riuscito a vederli molto i ragazzi, anche perché sono tornato da poco, dalle vacanze. Però vediamo, spero domani sarà un'altra partita. Deve essere così. Come si suol dire, buona fortuna, good luck. Grazie, crepi.